Allora, eccoci rientrati per l'ultima parte della nostra trasmissione, e come sempre in diretta, qualche minuto dopo le 23, ultima parte di trasmissione che dedichiamo alla lettera di Bruxelles che boccia la manovra economica del governo Conte e che apre alla possibile procedura di infrazione per il nostro Paese. Allora ci interroghiamo, cercheremo di avere delle risposte dai nostri ospiti anche su quello che è il ruolo, il comportamento di questa Europa e se queste indicazioni effettivamente, Ermanno, aiutano. Sì, ecco, con quali criteri vengono richieste eventualmente le modifiche di questo bilancio è il motivo di questa discussione di questa sera, perché vogliamo offrire ai nostri telespettatori la possibilità di capire cosa vuol dire. È veramente essenziale quello che dice l'Europa, non mettiamo in discussione la credibilità di questi personaggi, ma è veramente essenziale oppure ci sono strade che stiamo percorrendo che possono aprire possibilità e visione diversa di quella che è l'economia? Perché abbiamo visto che l'applicazione di punizioni da parte dell'Europa nei confronti della Francia, della Spagna, eccetera, sono venute, ma poi ha lasciato il tempo che trova. Di conseguenza queste minacce quanto sono realistiche oggi, questo è il motivo di questa allora, parte della trasmissione. Presentiamo gli ospiti. Buonasera Francesco Pontelli, buonasera economista, grazie di essere qua. Pontelli, grazie al professor Fabrizio Marrella, buonasera professore, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia, buonasera anche a lei. E invece ritroviamo Fabrizio Borona, consigliere regionale della Lega del Veneto, grazie anche a lei per essere rimasto qua, visto che abbiamo appena finito di interrogare nella nostra rubrica del memento. Allora ecco, io partirei proprio da quella che è la domanda che hai posto, Ermanno, inizierei da professor Marrella. Sono proprio così essenziali, cioè questo ruolo dell'Europa che richiama e che quindi indica una strada, ma non indica in realtà, ci pone nella posizione di essere puniti. Di conseguenza è così grave questo fatto oppure può essere in qualche maniera interpretato, l'economia si sa, si pongono dei vincoli e poi alla fine non è che siano verità queste, l'economia si sviluppa in ben altre maniere. Allora se l'Europa dice se non fate i conti come diciamo noi, no, il vostro bilancio è sbagliato, ma forse non è proprio così. Ecco, questa è la domanda al professore, grazie. Sì, diciamo che c'è l'aspetto, come dire, normativo, almeno dal mio punto di vista, e poi c'è l'aspetto negoziale, perché ci sono gli articoli precisi, ahimè, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riguardano la situazione in cui ci troviamo, nella fattispecie in particolare l'articolo 126 del Trattato sul funzionamento, che però rientra nella famosa sezione del Trattato che riguarda il coordinamento strutturato delle politiche economiche degli Stati membri e è pensato per avere, diciamo, un coordinamento molto invasivo, quindi i poteri della Commissione rispetto al governo italiano che in questo momento sono in discussione sono poteri molto forti. Detto questo, l'articolo 126 però non è che dà un diktat, e quindi ha ragione il professor Casen, come dire, dà una sorta di linea guida per cercare di ricondurre lo Stato che si trova a sforare i parametri fondamentali dentro un cosiddetto percorso di raddrizzamento, per così dire, cioè si apre una sorta di dialogo con la Commissione europea in cui la Commissione, che fa evidentemente delle controvalutazioni rispetto allo Stato, nel nostro caso l'Italia, formula dei rilievi che devono essere accolti, però poi non finisce lì, infatti poi appunto è una sorta di ping pong, e quindi in questo senso forse Tria un po' ha ragione che non è finita qui, certamente c'è un ping pong tra lo Stato, la Commissione, il Consiglio, però si tratta di un procedimento che man mano che va avanti, e questo è il caso in cui ci stiamo trovando, è una sorta di corda che si stringe sempre di più al collo, quindi non è che lo Stato, come dire, può, come mi sembra ogni tanto viene fuori,
infischiarsene tranquillamente di quello che dice la Commissione, perché se si tira troppo la corda ed è vero che si rischiano sanzioni molto pesanti che possono arrivare fino allo 0,4% del PIL. Cioè, quindi cose devastanti per un'economia. Allora a quel punto uno dice vabbè, a questo punto rimettiamo in discussione l'Unione Europea. Va bene, ma allora significa entrare nell'altro scenario dell'Italexit, che non mi sembra sia attualmente veramente è una delle opzioni, diciamo. Sì. Ma questa operazione è veramente surreale, questa che hanno inventato questo governo cosiddetto giallo-verde. È veramente così penalizzante per l'economia italiana o è un momento di passaggio? Perché io credo che un certo coraggio nell'economia e un certo entusiasmo sia fondamentale. Il punire l'economia vuol dire anche deprimere l'economia. E vediamo quello che ha fatto Roosevelt all'epoca quando c'era la grande crisi del 29, no? Lui diceva se c'è entusiasmo allora l'economia riprende. E forse l'Europa sta andando in questa direzione o il fatto di punirci anche a parole in questa forma non deprime quello che è la capacità e la volontà di passare e superare questo momento del guado? Dal punto di vista normativo, poi ovviamente non voglio... Sì, sentiamo anche... Abbiamo ovviamente la parola all'economista, ma diciamo l'aspetto che mi sembra di rilevare in quanto giurista è questo, che queste norme, che ci ritroviamo come norme di diritto positivo vigente, sono in effetti pensate alla tedesca. Non sono pensate per un paese che richiede come sempre qualche eccezione, elasticità. Qui c'è un patto di stabilità molto forte con poteri invasivi della Commissione, quindi ci sono norme disegnate non per avere, come dire, dei paesi sciolti che decidono queste cose, poi si rivedono come un po' l'impressione, ma invece sono i binari dei treni alla tedesca. Precise. Quindi ha ragione il professore che se poi un paese vuole essere un po' più dinamico, i famosi animal spirits di John Maynard Keynes, che sono fondamentali nell'economia, diciamo che il quadro normativo che abbiamo, la griglia che abbiamo sull'Italia, non consente questo tipo di diciamo svolazzi al di fuori. Quindi sì, vuol dire chiedere eccezioni che però non sono previste perché le norme pensate a monte prevedono invece, ripeto, questa sorta di valvola che si stringe sempre di più sul collo dello Stato, diciamo che non è più virtuoso ma sta uscendo dal sentiero. Faccio un'altra domanda al volo, ma la Germania è così virtuosa con le banche che sono allo sfascio, tipo la Deutsche Bank? Ripeto sempre il suo parere, poi passiamo il mio parere è che dipende da che punto di vista lo vediamo. Se lo vediamo dal punto di vista dei parametri, quindi il famoso 3% e il 60%, lo so, ma qui il patto di stabilità riguarda il 3% di deficit del PIL e il 60% di debito pubblico, e questo è un altro dato che mi sembra non sia molto chiaro nel dibattito. È vero che anche la Germania, la Francia hanno sforato eccetera eccetera, però noi abbiamo il 140% di debito, quindi già così è un miracolo che stiamo dentro questi parametri. Il problema secondo me è com'è che abbiamo accettato di entrare in questo tipo di gioco sapendo che avevamo già oltre il 100% di debito, cioè questo è stato il gioco dall'epoca di Monti a oggi mi pare che abbiamo superato i 300 miliardi di debito. Quanto? 361. 361 per esattezza, e il contatore continua ad andare avanti. Ma allora perché proprio questo governo viene punito e non è stato preso per il collo il... Prego. È giusto. Cioè? È normale, se io compro un'auto con le ruote lisce, senza la revisione, la compro usata, vado in autostrada a 200 all'ora, mi fermo e dico guarda, sei senza revisione e hai le gomme lisce, ti sequestro la macchina e ti do anche la multa. Questi, adesso ragazzi, noi forse la buttiamo troppo in politica, cerchiamo di ragionare in termini un po' più oggettivi. Quello che è stato bocciato è evidentemente il governo in carica, che è il governo che in questo momento è stato votato dagli italiani, quindi il governo giallo-verde. Che si è preso il carico dei governi precedenti. Ma è stata bocciata la politica dal novembre 2011 al novembre 2018, perché siamo nella medesima situazione del governo Berlusconi e dei grandi Brunetta, Tremonti e in company. Quando lo spread andava a 5,80 inserirono le clausole di salvaguardia. Guarda caso, le stesse clausole che ha inserito, vuole inserire adesso il governo giallo-verde. Nel novembre 2011 avevamo lo spread del 5,80, stavamo entrando in recessione. Guarda caso, l'ultima rilevazione del trimestre da crescita del PIL 0. Noi siamo fermi.
Abbiamo avuto l'ultima rilevazione statistica, un calo di consumo del 2,5%, mai successo negli ultimi 7 anni. Per la prima volta nel 2012 abbiamo avuto il calo di consumi alimentari. Se noi lo mettiamo assieme all'aumento del credito al consumo, vuol dire che la gente fa debiti per comprarsi da mangiare o per pagare le spese mediche. Attenzione però alla crisi europea, che noi sentiamo di più la crisi perché siamo più deboli, un altro paio di maniche, però anche la Germania ha la stessa crisi. Mica colpa della Germania. Come? Noi siamo deboli per colpa nostra. Sì, noi non veniamo, no, in questo momento la crisi è di tutta l'Europa, poi noi ne risentiamo di più perché siamo più deboli in questo senso. La crisi di tutta l'Europa perché? Le previsioni del prossimo anno 2019 danno crescita europea 1,6, Germania 1,9, Spagna 2,3, 6 volte quanto cresciamo noi 0,4. È colpa della Germania, dell'euro, della Spagna o dell'Unione Europea che crescono il triplo di noi, o è colpa nostra che cresciamo un sesto degli altri? Sentiamo Boron come la vede, visto che è un rappresentante dell'attuale maggioranza. Ma per far crescere un paese bisogna lasciare chi ha voglia di lavorare libero di lavorare, no? E non mi pare che questo paese, l'Italia e ovviamente l'Europa che ci ha messo la sua parte negli ultimi anni, anzi negli ultimi 15 anni, hanno fatto in modo di agevolare questo, non hanno fatto sicuramente. Siamo in una situazione, è vero quello che insomma sta succedendo, che c'è un rallentamento, ma è chiaro, penso che lo possano dire chiunque, che quello che sta succedendo non può essere figlio di un governo che è andato su al primo di giugno. No, ma certo. Io lo dico solo per il fatto che se io vado su al 1° giugno e non sono responsabile di quello che sta succedendo, mi deve essere lasciata la possibilità di pensare che quello che sto facendo è per invertire una rotta che era stata presa 1 anno, 2 anni fa e che era sbagliata. E invece in questo contesto l'Europa vuole tenerti sulla rotta già impostata, una rotta impostata che ha prodotto, con tutto quello che è successo, cioè la grande crisi economica, ha prodotto un aumento della tassazione spaventosa, una decimazione del sistema del lavoro e 400 miliardi di euro di debito in più. Quindi se io parto da questa analisi, se io sono titolare di un'azienda e ho la mia azienda che dimezza il fatturato, che mette in mobilità i dipendenti e che fa debito in più, seguendo delle regole di austerità, seguendo delle regole di controllo della spesa, come vogliono dire, o, insomma seguendo i parametri che ci dà l'Europa, io ho solo una scelta: o continuare a seguirli e decretare la mia fine quanto prima, o in qualche modo ribellarmi e dire che c'è una via alternativa. Poi che il mio ribellare sia in qualche modo una discussione sul tavolo affinché posso portare la controparte ad accettare la mia posizione, ecco, è una forma giuridica che poi nel contesto della discussione deve essere trovata. Sì, ma però non è che possiamo pensare... Sostanzialmente vengono prima le persone o viene prima le regole economiche? No, vengono prima le persone. Cioè, noi non possiamo pensare, cioè, cosa ha prodotto l'austerità europea negli ultimi 10 anni, perché ormai sono quasi 10 anni. Quando è stata l'austerità europea che applicata in Italia? Se abbiamo fatto 361 miliardi di nuovo debito, noi abbiamo scialato a piene mani. Monti ci ha salvato, perché non ci ha salvato Monti ma ci ha salvato Draghi, che comprava al mercato secondario i titoli e ha pensato io sto chiedendo dov'è questa austerità imposta dall'Europa quando i governi Monti e Letta in parte, ma Renzi e Gentiloni hanno scialato a piene mani, non hanno fatto l'austerità. Allora, io stavo finendo i bilanci e la politica economica italiana negli ultimi anni è stata condivisa dall'Europa. Okay? No, ci hanno permesso, è stata condivisa, poi se mettiamo politicamente sul tavolo le dichiarazioni di un ministro che dicono che c'è stata concessa per una questione di contropartita con l'immigrazione, sarebbe una discussione che non trova più fine, però questa è l'Europa. L'Europa ha chiuso entrambi gli occhi di fronte a politiche economiche che hanno decimato il sistema del lavoro negli ultimi anni e hanno prodotto debito in più, ed oggi
che provi a fare una manovra espansiva, ma su quello che è ovviamente le possibilità, poni tutte le obiezioni possibili che non hai posto prima senza insomma, mettersi sul tavolo a ragionare. Guardate che l'Europa, vabbè, io sono anche di parte politica, ma non mi pare che fin dall'inizio abbia steso un tavolo dove parliamo, ne discutiamo, ascoltiamo cosa avete da dirci. Ha detto no fin dall'inizio, addirittura insultando in molti casi, addirittura certo l'effetto europeo davanti molto probabilmente producono una distorsione del dibattito, però questa è la realtà. L'Europa non è fatta di tecnici indipendenti, oggettivi che guardano il bene comune. L'Europa è fatta di commissari promossi dagli stati che hanno un'appartenenza politica, che hanno un indirizzo politico, che hanno un obiettivo politico, e l'obiettivo politico dell'Europa è, guardi, mi pareva di sentire delle parole del professore, la griglia tedesca sopra, è quella che in un sistema così diverso economico come quello europeo, le regole che vanno bene alla Germania non possono andare bene per l'Italia, e non possono andare bene per la Francia, e non possono andare bene per la Spagna. Sono regole diverse, abbiamo sistemi produttivi diversi. In Italia abbiamo un modo di lavorare che è basato molto più sulla piccola e media impresa, sull'artigianato. In Germania è un sistema di lavorare diverso, basato sulla grande industria, sul sistema industriale. È diverso, non possiamo porre le stesse regole. Poi giustamente, quando è successo il problema, si dice nel 2011, quando si è andati a 580. 580 non ci siamo andati nel 2011 così casualmente, ci siamo andati quando un giornalista con un bell'obiettivo, un bravissimo obiettivo, dentro alla Camera è riuscito a mettere a fuoco un fogliettino che gli passava nelle mani di Berlusconi, e che era il famoso pizzino che arrivava con i compiti a casa, non so se vi ricordate, con i compiti a casa di Bruxelles. Da quell'immagine lì e da quel sistema informativo lì è partito l'attacco al debito pubblico italiano, che ha portato a 580 di spread, calmatosi quando ha voluto l'Europa con il famoso bazooka. Oggi lo spread cresce non per la politica economica, no. Lo spread ha iniziato a crescere quando Draghi ha dichiarato che avrebbe terminato il processo di acquisizione del debito pubblico. Sono 2 anni che si sa, Intanto guardiamo il debito pubblico come corre, se lo mettiamo anche se lo mettiamo in sovraimpressione, eccolo qua, dobbiamo abbassare un po' l'immagine perché altrimenti non si vede. Che Draghi abbia detto, questa è la velocità col quale il nostro debito pubblico 4.463 euro al secondo, ma io non riesco mica a capire. 38.000 euro di debito pro Allora il viaggio Venezia-Milano ti costa 115 milioni di euro, ha fatto un conto perché è esposto anche alla centrale di Milano. Io però sinceramente non riesco a capire, cioè, allora, lo spread è frutto di una macchinazione, non si riesce a capire per quale motivo. Fatalità, colpiscono noi e non la Spagna. 18 paesi, tra i quali la Spagna e l'Ungheria, hanno detto, e l'Austria, che sono tutti di centro destra, hanno detto che questa manovra finanziaria è una manovra assurda. Perché lo sanno anche i Sassi, ed evidentemente Savona, Borghi e Bagnai non lo sanno, che se tu fai un aumento della spesa pubblica, hai un aumento, per ogni punto di spesa pubblica in più hai un aumento del 0,5 del PIL, un calo di un punto della pressione fiscale di 2 punti percentuali di PIL. Trump te l'ha spiegato in 2 anni molto semplicemente, e noi continuiamo a insistere con questa storia della Spectre che ci dà contro l'Italia. Signori, guardiamo in termini obiettivi, noi Italia nei confronti della Germania, l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della Sicilia. Noi giustamente i veneti, quelli che sono per l'indipendenza e per l'autonomia, non vogliono, è la stessa cosa. La Sicilia sciala a piene mani proprie risorse che lo Stato, in quanto alla maggiore autonomia, gli concede, e noi non vogliamo farcene carico. La Germania ha il debito a 1967 miliardi, ma perché la Germania deve farsi carico di noi che abbiamo fatti 360? Non li ha fatti questo governo, questo va riconosciuto, non li ha fatti questo governo, li ha fatti i governi precedenti. Perché
No, che il debito corre velocissimo. Certo, ma volevo chiaro. fare intervenire anche il professor Marrella. Per collegarmi a questo discorso, cioè in effetti potremmo anche dire, adesso senza poi cercare di fare le responsabilizzazioni del passato, che probabilmente non serve a molto, però è chiaro che nel 2012, o meglio, tutto è cominciato quando siamo entrati nell'euro, quindi diciamo questa parte evidentemente conta, perché il fatto di dover stare nell'euro, moneta forte, come sappiamo, ci danneggia, perché l'Italia ha sempre giocato sulla svalutazione della lira per ridare fiato all'economia, cosa che non si può fare con l'euro perché è una moneta tedesca, come sappiamo. Ma ciò che è peggio, mi sembra, è che nel 2012 siamo entrati nel famoso patto di stabilità, e questo non è certamente questo governo, ma è prima, e il patto di stabilità è una sorta di griglia rafforzata, dove appunto è difficile uscirne. Vorrei segnalare, perché il professor Casen aveva giustamente detto, ma che rapporto c'è tra diritti umani, per esempio, ed economia? Perché c'è anche una questione di diritti umani, che questo patto di stabilità è talmente, come dire, solido e rafforzato, che addirittura è staccato dal sistema europeo delle norme europee, perché nel diritto dell'Unione Europea, come sappiamo, c'è anche la Carta dei diritti fondamentali, che prima o poi potremo anche evocare. Bene, non vale in questo caso, quindi il sistema, l'Eurozona, diciamo, è una sorta di bunker monetario, dove noi però ci siamo volontariamente infilati, ma ecco perché ci rispondono che se la manovra del governo significa fare nuovo debito, e qua è quello che diceva lui. Ma senta Marrella, cioè io volevo fare un passetto più al di là dei numeri, ma che interessi ci sono dietro? Cioè cosa c'è dell'altro dietro? Quando si dice lo spread, no? Allora ma dipende dalla politica, dalla speculazione, piuttosto che, cioè questi paesi, noi siamo un'Europa unita, ma siamo anche in competizione tra di noi, non è che ci siano degli interessi come dire, in fin dei conti abbiamo visto come hanno fatto con la Grecia. Beh, sicuramente ci sono degli interessi nazionali di cui insomma, cominciamo ad accorgerci, ma questi ci sono a tantissimi livelli, a cominciare per esempio dall'applicazione delle sanzioni contro, non so, la Russia o l'Iran, dove appunto l'applicazione è addirittura disomogenea paese per paese, ma questo è un altro discorso che potremmo fare. Non so se ci sia un complotto mondiale sullo spread, però è chiaro che man mano che lo spread aumenta il costo del nostro debito pubblico, però questo in realtà è stato sempre negato dal governo in carica. Il governo in carica è che ogni governo periodicamente nega, però il debito pubblico, il debito pubblico, che appunto è siderale, è diciamo il nostro punto debole, che non mi sembra che però sia stato risolto dai vari governi che si sono succeduti, né dal PD, né ovviamente adesso è più difficile. Però è chiaro che se noi la risposta che diamo all'Europa, e questo non l'ha fatto la Spagna per esempio, che invece si è fatta i conti in casa ed è riuscita a rimettersi su una crescita virtuosa, la risposta è sì, facciamo delle manovre strutturali, ma in più aumentiamo il debito, e quindi diamo questi famosi fondi un po' a pioggia, visto da Bruxelles, non può essere un fatto positivo. E qui entra l'ultimo discorso del negoziato, quindi è vero probabilmente quello che dice anche Fabrizio sul fatto che certo c'è anche la colorazione politica, le elezioni future che potrebbero avere un ruolo, però insomma gli eurocrati, tutta la Commissione europea non è fatta da politici in realtà, è fatta da tecnici che vedono le cose abbastanza bene e sono abbastanza oggettivi. Se ci critica anche Draghi, voglio dire, qualche problema evidentemente c'è con una manovra che aumenta il debito, quindi questo bisogna vedere. Per quanto riguarda però i negoziati su come ne usciremo da questa morsa, è chiaro che qui sì che entra in gioco il governo, perché la procedura di infrazione a tutt'oggi non è ancora dichiarata. Ci sarà ancora, come dire, una sorta di ping pong tra Bruxelles e Roma nei prossimi mesi, fin quando si arriva all'Ecofin a dicembre. Però siamo sempre qui, il negoziato si può fare se entrambe le parti vogliono negoziare, ma se qui abbiamo una parte che non vuole negoziare e l'altra parte che invece ci inchioda sulle cifre, non lo so, quindi per quello che io sono un po' pessimista sull'approccio alla negoziazione che stiamo usando. Cioè, se uno fa il paese unico contro tutta l'Europa, questo non è un approccio molto furbo di negoziato. Sì, ma il problema è questo euro, che è un euro granitico, e non c'è nessuna valuta al mondo che sia così granitica, io dico artificialmente, come l'euro, ha un senso per tutti gli aggregati all'Europa.
perché può andare bene per la Germania, ma io credo che sia un danno per tutti gli altri. Allora, se noi applicassimo queste regole negli Stati Uniti, gli Stati Uniti continuerebbero ad avere questa crescita o avrebbero una crisi? Perché io ho visto il dollaro passare da 1.000 lire a 2.200 all'epoca, quindi raddoppiare il valore non nei confronti della lira ma comunque nei confronti di tutte le valute, e poi improvvisamente riabbassarsi e poi rialzarsi, perché a seconda delle necessità della nazione, che è una federazione di stati, no? Certe flessibilità sono necessarie per riuscire a sviluppare l'economia. Questo euro che viene tenuto fermo rispetto a tutte le altre valute in maniera così granitica ha un senso oggi, oppure lo stiamo pagando? Prego, professore. Sentiamo Pontelli? Ma io continuo a dire che il problema, noi stiamo cercando di trovare una scusante per non affrontare il vero problema. Se la Spagna cresce con l'euro, vuol dire che l'euro non è la causa. Noi abbiamo avuto negli anni passati... Mi dica qual è l'alternativa? No, ma ci arrivo. Noi siamo, noi siamo cresciuti, cioè le nostre esportazioni sono cresciute anche quando l'euro era 1,34, 1,38 sul dollaro, d'accordo? Le nostre esportazioni crescevano perché le nostre PMI sono talmente, parlo per i settori che conosco meglio, tipo il tessile e l'abbigliamento, riuscivano ad esportare anche quando il dollaro valeva pochissimo, perché i nostri prodotti sono talmente di alta qualità e esiste una forte attenzione per il mercato mondiale nei confronti dei prodotti italiani che riescono, nonostante un gioco, in quel caso specifico, con un euro molto debole, riuscivano a esportare. Quindi il problema non è l'euro. Perché la Spagna è cresciuta? E questo ovviamente esula da ogni responsabilità anche il governo attuale. La Spagna è cresciuta perché con la crisi si è trovata col 21% di disoccupazione, ma aveva il rapporto debito-PIL attorno al 55%, ha aperto i cordoni della spesa pubblica, l'ha portato al 90-95%, per cui ha fatto un nuovo debito, ma sempre all'interno del famoso 100%. Noi abbiamo fatto, ed è riuscita a giugno di quest'anno a superarci nel PIL, d'accordo? Ad avere uno spread a 127-125 punti attuali, circa 200 punti inferiore al nostro. Non mi sembra che gli spagnoli sono molto più intelligenti di noi, e noi continuiamo invece ad arrancare. La domanda che ci dobbiamo porre allora adesso è questa: ma questi 361 miliardi che sono stati spesi dal governo, lasciamo perdere Monti, Letta, soprattutto Renzi, Gentiloni e quello attuale, a cosa sono serviti? Possibile che la ripresa possa nascere da 10 miliardi aggiuntivi a deficit? Io la risposta semplice è no, perché non è che 10 miliardi in più, avendone spesi 55 all'anno, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo fatto nuovo debito per 55 miliardi, ai quali vanno aggiunti i 30 miliardi di risparmio che abbiamo avuto sugli interessi al debito pubblico, perché col quantitative easing i tassi di interessi sono azzerati, addirittura erano negativi, per cui in bilancio il governo Renzi e Gentiloni si sono trovati dal cielo 32 miliardi cash da poter spendere, che hanno aggiunto al maggior deficit, al maggior debito, hanno speso 80 miliardi di spesa aggiuntiva. 80 miliardi sono 8-10 volte quello che propone il governo attuale. E cosa abbiamo ottenuto? E cosa abbiamo ottenuto? Niente. Questa è la spiegazione. Quindi è evidente che come vengono spesi. Qual è la proposta alternativa? Si la fa proposta così alternativa è come fanno in Cina. Allora, la proposta alternativa è come fanno in Cina. Dobbiamo metterci da persone serie, cominciare a lasciar perdere le sparate, le letterine di Natale, le letterine di Babbo Natale, che francamente da un ministro in un paese normale l'avrebbero già mandato a casa lui e tutta quanta quella gang dell'economia, da Tria a Savona, per carità del Signore, e si farebbe un piano non di rientro, di interruzione della crescita del debito. Si direbbe: ragazzi, per il reddito di cittadinanza lo faremo forse entro i 5 anni. Per quanto riguarda la quota 100 la faremo forse entro i 5 anni, perché adesso non ce lo possiamo permettere. Se tu alla gente gli spieghi non ce lo possiamo permettere, non perché io, governo giallo-verde, sono un disgraziato, ma perché chi è stato prima di noi ha scialato a piene mani e ci ha ridotto in questa situazione. Chi è in grado di comprendere, comprende. Chi non lo comprende ci porterà nel burrone. Ma non ci sono alternative. Noi andiamo a colpa all'Unione Europea, all'euro, al complotto delle banche. Ma signori miei, noi abbiamo avuto la crisi delle banche venete, le hanno fatte i veneti, giusto?
No, mica l'ha fatta la Germania. No, lei si sbaglia su questo, si sbaglia tantissimo. Con le crisi venete delle banche venete. Si sbaglia tantissimo su questo. Sentiamo Barone. No, non entro sul tema delle banche perché sarebbe un discorso enorme, no? Ma siccome poi le indagini vanno avanti e si vedono anche chi sono i maggiori debitori e quant'altro, e soprattutto qual è stata la miscela esplosiva che ha prodotto quello che ha prodotto, guarda caso, le banche venete azzerate e regalate €1 mentre le altre salvate. Sì, ma le banche creata noi, mica è stata la Germania. Guardi, in Germania le banche hanno prese peggio, le hanno salvate. Ma sa perché? In America hanno prese peggio, le hanno salvate. In Italia molte, anche grandi, hanno prese peggio, le hanno salvate. Il Veneto, che chiede l'autonomia, deve essere azzerato. E la cosa migliore per azzerare un territorio ricco imprenditorialmente è quello di levargli la capacità di credito territoriale. Guardi, su questo sono un imprenditore, ci vivo con le banche e ci vivo col sistema, quindi guardi, non sono solo un politico. Alla mattina mi alzo, apro la serranda, pago 25 famiglie perché ho 25 dipendenti e so come funziona il sistema, il mercato del lavoro e del credito. Quindi su questo, quando lei va su una banca a chiedere credito, provi ad andare a chiedere, fare gli investimenti anche se ha i famosi rating che si inventano e vedrà cosa le rispondono. Io le ho dato ragione. E vedrà cosa le rispondono. Quindi su quello delle banche venete, su quello delle banche, il signor Zonin era sui banchetti elettorali di una parte politica ben precisa, vabbè, ma lasciamo perdere, insomma. Io ho detto il contrario. Ecco, lasciamo perdere su quello perché è una storia che avrebbe, e un giorno verrà scritto perché le banche venete sono state azzerate. Diciamolo oggi. No, ma io l'ho detto, le banche venete sono state azzerate e volutamente azzerate, dovevano andare in mano di qualcuno, ma scusi, quando due banche come quelle venete, che avevano comunque nel proprio deposito miliardi di euro, no? Miliardi di euro, sono state date per un euro a una banca, la più grande banca d'Italia, senza i debiti, perché i debiti sono stati scaricati allo Stato. Lei mi chiama un salvataggio di banca, questa? Ma questo è un salvataggio di banche greco, o è un sistema creato per portare ovviamente il controllo delle banche. In Veneto si è iniziato con l'Anton Veneta a portarla via il controllo del territorio, si è iniziato con le fondazioni a portare via la cassa di risparmio del controllo del territorio, adesso si è utilizzato l'ultimo sistema che è mancato con Veneto Banca e Popolare Vicenza. Il Veneto è una terra potentissima economicamente, industrialmente, con nessun sistema bancario e finanziario che è del territorio, ma è sempre dipendente dall'esterno. Purtroppo è questo, ma voglio dire, lo si vive, chi fa impresa lo vive tutti i giorni, no? Io non ho detto che non è quando vero. Una delibera la mandi, devono mandarla a 300, 400, 500 chilometri per decidere se lo stesso sistema l'hanno fatto col Sud molti anni fa e hanno prodotto il risultato che sappiamo, insomma, nelle parti industriali del Sud. Gli hanno portato via il sistema del credito. No, parliamo degli anni Sicilia, gli anni 80, gli anni 90 e abbiamo visto poi cosa Banco di Sicilia è fallito, Banco di Napoli è fallito, tanto è vero che la stessa società... ma guardi che tutte le banche dal 2008 fino ad oggi sarebbero tecnicamente fallite. Banco di Sicilia e Banco di Napoli sono falliti negli anni 80 e la stessa società che gestisce adesso i crediti inesigibili del Banco della Veneto Banca e della Popolare di Vicenza sta finendo di gestire, è arrivato all'82% delle famose gestioni del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli, che ci sono costate a noi 10.000 euro, 10.000 miliardi l'una e 10.000 miliardi di altra. Guardi che qualsiasi banca, anche le più grandi che abbiamo in Italia, Ma io sto dicendo un'altra cosa. Se fossero certificate a rating come fanno con le piccole e medie imprese che vanno a chiedere credito, avrebbero decretato la loro chiusura, perché i crediti deteriorati che loro rilasciano ancora lì, no, nel patrimonio, e li ritengono ancora crediti esigibili, modello Sorgenia, in qualche modo a un'azienda normale non vengono riconosciuti, ma vengono considerati, insomma, perdita. Però vabbè. Poi su quello che riguarda invece la questione del sistema Italia,
non è che possiamo dire, no, che si sono creati 400 miliardi di debito in più negli ultimi 6-7 anni di governi, siamo arrivati ad oggi dove c'è qualcuno che lei la può ritenere sbagliata perché insomma ognuno di noi la può pensare diversamente, ma arriva un governo che ritiene di avere un'idea diversa e invece il governo non può essere messo nelle condizioni di ovviamente di pensare, di lavorare, di fare una politica economica perché deve pagare i debiti è normale che questo gli altri hanno fatto. Ma è normale? Ma guardi, come no? Allora, azzeriamo tutto, arriva un nuovo governo, si azzera tutto, bene ragazzi, ma non è che cominciamo da casa, cominciamo da zero. Si azzera tutto. C'è un altro particolare, non è che si azzera tutto. Chi ha fatto i debiti fino adesso critica l'attuale governo. Questo è il problema, questo è il discorso, che adesso fanno passare per bravi quelli che hanno creato il debito, che il PD e Forza Italia stanno ripresentando le stesse menti elette economiche che hanno creato questo debito e hanno vissuto solo ed esclusivamente, cerchiamo di capirlo, grazie al quantitative easing di Mario Draghi che è cominciato nel 2012 e finirà nel 31-12 di quest'anno e adesso riescono a fare da parte anche degli esperti solo perché loro hanno fatto un nuovo debito mentre loro sono costretti a fare un nuovo debito sapendo che nessuno glielo compra. Ma scusatemi una cosa, ma il fatto che l'ultima emissione di BTP del Tesoro di martedì dovevano essere piazzati 7 miliardi, ne hanno piazzati 2, cosa vuol dire? Che i risparmiatori non credono all'Italia, non credono a questo governo. Noi abbiamo 5 miliardi scoperti di spesa già preventivata che non sono stati acquistati. D'accordo? Cioè a noi mancano già oggi 5 miliardi di spesa corrente, non stiamo parlando del reddito di cittadinanza, ma di spesa corrente, perché l'ultima emissione hanno sottoscritto da 7 2 miliardi e 100, gli altri 4 miliardi e 9, cosa facciamo? Quindi lei mi vuol dire che un investitore istituzionale che cerca il profitto era disposto a comprare un bot a tasso nullo quasi, anche negativo, a tasso negativo, tasso nullo, con un debito pubblico che continuava a crescere e un paese che non cresceva. Oggi invece non è disposto a comprarlo, seppure il tasso gli rende 3-4 volte di più. Per quale motivo? Ma è il mercato che te lo spiega, perché il tasso nullo compravano o forse prima neanche prima lo compravano, ma c'era la BCE che lo comprava ed era il motivo per cui o mi ascolta o mi prende per il fondo schiena, però io appena detto che Draghi ha comprato fino a una alla volta, dopo risponde, ma le sto dicendo le cose, lei me le dice conto come se Draghi comprava il debito pubblico, siamo d'accordo? Ci siamo arrivati fino a qua. La gente comprava a titolo del debito pubblico tedesco. Lei ha detto che prima si comprava il debito, adesso in questo momento all'ultima asta non si compra più. Esatto. E io le sto dicendo, non è che prima non si comprava neanche prima, ma c'era Draghi che lo comprava e oggi la capacità di acquisto del sistema e del mercato è uguale a prima, solo che non essendoci più Draghi che lo compra trovi la verità della situazione. Ma è evidente che bene. È così. Allora se trovi la verità della situazione, lei tenta di cambiare l'Europa o fa fallire l'Italia? Oppure cerco di mettermi nelle condizioni che gli altri mi comprino tenta di cambiare l'Europa o fa fallire l'Italia? Cosa dice Marrella? Purtroppo cambiare l'Europa da soli non possiamo perché siamo le europee davanti. Ci sono le europee, ma comunque saremo sempre uno Stato contro 27 Stati, perché se gli altri non la vogliono cambiare ce l'abbiamo molto però difficile. È proporzionale il voto europeo, È proporzionale il voto europeo, però io non ho, guardi, puramente politica perché è difficile prevedere quello che succede in politica di là a un mese, ma se i dati rimangono quello oggi, dove dicono che i popolari e i socialisti che oggi governano l'Europa assieme non hanno i voti e non avranno i numeri per fare un governo, qualche alternativa bisogna trovarla, e sono quelle alternative quando c'è il voto proporzionale, che guardi che è quello che è successo in Italia, perché in Italia abbiamo votato alla fin fine con una legge elettorale che esprimeva molto la parte proporzionale e quindi non ha dato la possibilità di dare un governo. Alla fine, dopo 3 mesi di discussione, si è trovato volente o nolente un governo che nessuno immaginava, alternativo, che ha stabilizzato fuori dal potere 2 punti fermi della politica degli ultimi 20-30 anni, il PD, il centro-sinistra e Forza Italia dall'altra parte, che hanno considerati i 2 partiti maggiori di questo paese. Bene, se si ripercuote lo stesso modello in Europa, per cui oggi, ai dati di oggi, il centro, la sinistra, i socialisti europei e i popolari europei che oggi governano non hanno più la maggioranza per fare un governo, dovranno trovare il modo, non so che
che combinazione possa venire, ma sicuramente la combinazione sarà diversa di quello che è la stabilizzazione di un governo europeo che dura da quando è nato. A quel punto lì sentiamo Marrella. Bisogna essere ottimisti e viva l'ottimismo. Ma io sono ottimista per natura, per lavoro, è giusto che sia mestiere, così. È giusto che sia così. Però purtroppo diciamo che l'aspetto, come dire, più preoccupante di questa proiezione è che è una proiezione della situazione italiana su scala europea, cioè noi pensiamo che se si riproducessero i risultati delle elezioni italiane a livello europeo, allora abbiamo risolto il problema. Temo che sia il contrario, perché il caso italiano, e sono 20 anni che vado su e giù con Bruxelles, quindi un po', diciamo, conosco un po' l'atmosfera, non è capito a Bruxelles. Dopo ci sono 1 milione di cause, ma quindi non è che se cambia la composizione politica allora possiamo continuare a fare debito, possiamo continuare a sforare tutto. Sarà probabilmente un po' più flessibile, poco, però i parametri restano e i vincoli restano, quindi non lo so, sono come dire una scommessa, ma che ancora una volta proietta l'Italia verso Bruxelles, che non è, purtroppo si tratta di la governance europea, questo bisogna ricordarselo perché è un dato di fatto, non è a mentalità italiana, la governance europea, per chi ha un po' di esperienza, è a mentalità nord europea, quindi è a mentalità tedesco-olandese con un po' di francese, e quindi o si trovano, come dire, dei modi per interagire, e probabilmente se cambiano le elezioni succederà quello che dice, probabilmente sarà più facile poi trovare accordi, però vuol dire cambiare tutta la normativa che per 50 anni ha governato l'Europa, quindi non ci siamo riusciti fino adesso, è una bella scommessa. No, ma mi permetto, è ovvio che quando si parla di elezioni di politica, cioè si cerca di fiutare l'aria e di immaginare il futuro, però poi c'è un dato importantissimo che avviene dopo le elezioni europee, che c'è il rinnovo del board della BCE. Cioè la vera politica europea, la vera politica economica in Europa non la fa la Commissione europea, la fa la BCE. E nel momento in cui ci saranno le elezioni europee l'anno prossimo, allo stesso tempo ci saranno il rinnovo successivamente del board e quindi del governatore che gestisce e comanda la BCE. Il governo europeo nuovo, quello che sarà, indicherà un governatore BCE che avrà anche un compito, una politica economica che sarà ovviamente conseguente. Non possiamo sapere oggi, no, se domani ci sarà un governatore che dovrà ricomprare il debito pubblico. Io sono dell'idea che non può esistere un'Europa unita con una moneta unita e un debito pubblico ognuno a casa sua, cioè senza, lo sappiamo, le politiche economiche sono la banca centrale, deve essere il prestatore di ultima istanza, chi batte moneta deve essere colui che detiene il debito pubblico, cioè funziona così negli Stati Uniti, funziona così in Giappone, funziona così in Inghilterra, no? Perché molti paesi di quelli che criticano l'Italia non hanno nemmeno la moneta europea, perché i paesi del nord Europa non la usano, l'Ungheria non la usa, l'Inghilterra non la usa, cioè sono all'interno dell'Europa ma hanno monete nazionali, quindi farci criticare, farci attaccare da chi ha pensato bene, quello le do ragione, intelligentemente più furbi di noi a suo tempo, di dire facciamo parte del mercato unico ma ci teniamo la nostra moneta e ci paghiamo il nostro debito, è un po' difficile, abbiamo sbagliato quel tempo, adesso cerchiamo di correggere la strada, questo è il compito della politica, di certo non è quello di perpetuare quel numero che sale. No? A quale prezzo si può correggere il percorso? Questo è il punto. Prego. Allora, i margini di correzione ci sono, no? Quello che dicevamo prima, la trattativa può essere quello che non è la trattativa. Uscire dall'euro quanto costa? Dall'euro. Impensabile. Impensabile per un motivo molto semplice. Facciamo l'esempio di martedì scorso. Allora, noi piazziamo 7 miliardi, 7.000 sono 14.000 miliardi di lire. Torniamo alle lire, come facciamo i conti della serva. 14.000 miliardi di lire di nuovo debito che noi mettiamo sul mercato e gli investitori istituzionali o meno, fondi privati, quello che non fa nessuna differenza, dovrebbero acquistare. Allora loro, secondo voi, dovrebbero acquistare un titolo
di una valuta che si svaluta, di conseguenza perde valore. Ricordiamo che svalutare una moneta significa perdere valore. Quello che ieri valeva 100 milioni vale meno se svaluti la moneta, vale sempre 100 milioni, ma vale meno il valore. Quindi noi dovremmo trovare degli investitori istituzionali che dovrebbero comprare dei titoli che si svalutano quotidianamente o diciamo annualmente e pregare Dio che io alla scadenza questi me li paghino. Se non li troviamo in euro, secondo voi li possiamo trovare in lire? Sì, ma questo dissanguamento che fa l'euro nei confronti dell'Italia e di altri paesi del sud Europa, quanto ci costa? Quanto costa alle persone? Questo è il punto. C'è una via d'uscita? Cioè è possibile che soltanto possiamo dire sì o no all'euro oppure c'è un percorso diverso? Questo è il punto, professore. No, temo solo di essere d'accordo perché l'unica via d'uscita è cominciare con mettere a posto i conti, dopodiché il problema delle norme, io ovviamente simpatizzo per lo slancio di Fabrizio sul fatto, cioè un nuovo governo, questo è il compito della politica, è elaborare nuove regole, quindi che vengano fuori nuove regole, giustissimo. Il problema qual è? Il problema è che l'Unione Europea non è uno Stato e non è uno Stato federale e allora per cambiare queste regole, che sono appunto centinaia di pagine di trattati internazionali, il processo è lunghissimo, complicatissimo, difficilissimo, per cui in realtà non ci si può aspettare che il nuovo governatore della BCE cambi le regole del patto di stabilità. Tecnicamente non dico che è impossibile, ma ripeto, bisognerebbe ipnotizzare 27 stati. Che sarà tedesco molto probabilmente. Dipende chi governa. E così anche per tutte queste norme, perché non sono norme che escono fuori, che ne so, da un Parlamento europeo, poi si dice vabbè, cambia la maggioranza, rifacciamo le norme. No, sono norme di trattati internazionali e quindi è un'architettura, da un punto di vista tecnico, estremamente complessa. Sono d'accordo che in politica si può fare e disfare qualunque cosa, perché questo è il motto giusto anche della politica, però qua abbiamo a che fare, ripeto, con norme molto granitiche perché sono in trattati internazionali. Gli Stati Uniti sono uno Stato federale, l'Unione Europea non lo è fatto quindi da un'architettura, da uno scheletro normativo particolarmente complesso. Ma potremmo, che ne so, magari provare a uscire dal patto di stabilità, però magari questo giuridicamente anche possibile provocherebbe però uno shock economico, perché questo è un segnale agli investitori ovviamente che non riusciamo a tenere ancora una volta i conti in ordine. Ma la procedura di infrazione quanto ci potrebbe costare? Beh, ci sono ovviamente dei parametri, sono, no? Può arrivare ovviamente, può essere diciamo strutturato in questo modo, possono costringere l'Italia a creare un fondo dove accumulare diciamo questa sorta di ammenda che verrebbe calcolata, ma si parla di 0,5% del PIL, 7-8 miliardi. Senza contare poi che c'è il sistema delle cosiddette strength, cioè che man mano che passa il tempo e lo Stato non corregge il tiro per rientrare diciamo, nel percorso virtuoso, aumentano sempre di più poi. Quindi è veramente una gabbia pericolosa questa. Ecco, però sembra anche che sia una gabbia che, come dire, tra virgolette, non dico uccide il detenuto, ma quasi, insomma, no? Lo tiene in vita, sì, lo tiene in vita. Posso rispondere? No, tenga in vita perché ci guadagna. Le faccio un esempio come possiamo uscirne, tanto per alleggerire la polemica col governo in carica. Le faccio un esempio. Negli Stati Uniti da 15 anni, 20 anni, pochi si sono accorti che buona parte dei SUV di origine tedesca, Mercedes, vengono fatti negli Stati Uniti. Per quale motivo? E vengono fatti molto spesso negli stati del sud. Per quale motivo? Perché hanno avuto una fiscalità di vantaggio, cioè hanno avuto tutta una serie di facilitazioni fiscali da parte degli stati di uno Stato federale che quindi nella piena autonomia potevano farlo e hanno attratto gli investimenti stranieri, in questo caso tedeschi. L'ultimo governo Gentiloni, tanto per vedere di distribuire a tutto l'arco politico le sue responsabilità, ha fatto lo stesso, ha fatto una fiscalità di vantaggio, si è articolata in due decisioni. La prima ha dato una flat tax alle rendite finanziarie al 26% che favorisce tutte le rendite finanziarie sopra i 750.000 euro con in più la possibilità di compensare eventuali perdite che l'imprenditore sa benissimo che i crediti che lui ha nei confronti del fisco non possono mai essere compensati. Secondo, ha messo la
cedolari secca di 100.000 euro per tutte le persone che abbiano un reddito milionario dal milione in su, per poter stabilire la propria residenza fiscale in Italia, e di conseguenza pagherebbero chi ha 1 milione il 10%, chi ha 10 milioni l'1% di aliquota fiscale. Quindi gli Stati Uniti attraggono investimenti produttivi che creano occupazione e creano PIL. Noi invece lo facciamo per attirare i milionari. Quindi questi sono quelli. Su questo. Sono d'accordo. Ma infatti l'ho detto, ma lo so, io fiscale per chi produce, esatto, e torniamo a bomba. E allora torniamo a bomba. Lei mi ha fatto come fa questo devi fare debito, perché nel momento in cui io devo abbasso il sistema fiscale, cioè do un'agevolazione fiscale, devo metterlo in quel numerino che si chiama deficit, esatto, e che presento alla Comunità Europea. Che è esattamente quello che questo governo non ha fatto, perché il reddito di cittadinanza e la quota 100 è fatto tutto meno che per le imprese. No, ma lasciando stare quello che poi sono le diversità politiche, lei potrebbe chiedere reddito, dice non voglio parlarne, no. Però c'è una discussione ad esempio in atto sul reddito, che è una proposta della Lega, è quello di dire trasferiamolo alle imprese, no? Esatto. Cioè, ovvero che è una cosa che oltretutto da imprenditore la ritengo molto intelligente, ovvero invece di portarlo nell'ufficio di collocamento, nell'ufficio dell'impiego, lo do direttamente. Dico, un'impresa si assume quel disoccupato per fargli formazione e lavoro, si prende il reddito di cittadinanza, e, insomma, lo ritengo una proposta saggia. Però dall'altra parte, quando parliamo delle norme che sono all'interno della manovra economica, che sono la flat tax per i redditi a un certo punto, va in quella direzione, abbassare il carico fiscale, e dall'altra parte il creare il volano del mercato del lavoro, perché abbiamo il 30%, mediamente 27-28, in alcune aree anche il 40% di disoccupazione giovanile, che è la forza motrice, no? Quello che ha la forza motrice del lavoro e che deve consumare, perché la casa nuova se la compra un ragazzo giovane che deve sposarsi, no uno che ha 60 anni. La macchina nuova se la deve comprare un ragazzo giovane, no uno che è arrivato all'età della pensione e fa fatica ad andare via. La voglia di viaggiare il mondo o di farsi una vacanza ce l'ha il ragazzo giovane che si deve sposare, chi deve mettere al mondo figli che dopo consumano, sono i giovani. Cioè, se non dà categoria di lavoro ai giovani è difficile creare economia con chi ha 60 anni e ormai in una fase di vita più rilassata, mettiamola così. Quindi quello è l'intento di investimento. Poi siamo d'accordo, noi nel nostro programma, io parlo di Lega, avevamo la flat tax, cioè per tutti, che costa ovviamente 50 miliardi, se l'Europa ci lasciasse fare deficit per portare a 50 miliardi andremo nella sua direzione. Però è questo il problema, cioè lo shock economico, e su questo sono d'accordo con lei pienamente, lo shock economico, e io direi anche burocratico, certo, in questo paese dobbiamo creare uno shock burocratico, sì. È necessario finire mettere in moto una macchina di volontà e di capacità economica che possa invertire quel numerino nel senso opposto, che gira e invece farlo andare in meno. Però nel momento in cui io la faccio devo presentarmi davanti all'Europa con le regole che ci sono a dire: questo shock che mi permette di far crescita di PIL e invertire la rotta, girare la rotta della nave, oggi è 2,4, 2,5, 2,7, 2,8 di deficit, è quello che è, e torniamo appunto a capo, ovvero l'Europa ti dice di no e ti pone il veto, ed è il motivo per cui io dico: o sfidi l'Europa politicamente, io adesso vai nel ruolo politico, o sfidi l'Europa nel tavolo delle possibilità politiche di modificare delle regole che io ritengo, posso dire certe, anche stupide, e più stupidi sono stati quelli che le hanno firmate e hanno concesso di ingabbiarsi da solo, oppure non è che non c'è la soluzione. Non c'è la soluzione, perché i 400 miliardi di euro che sono stati fatti di debito in più negli ultimi 6 anni, se sommati, giustamente come diceva lei, il risparmio degli interessi che si sono avuti e in qualche modo anche le agevolazioni fiscali che sono state date da una parte e la pressione fiscale che è stata messa da un'altra. Io ricordo che per chi ha un capannone, un'attività produttiva, l'IMU è cresciuta quasi di 3 volte, 2 volte e mezza rispetto da quando è entrato Monti, no? Se mettiamo assieme tutto quello non è 400 miliardi in più che sono fatti, ma sono 500, 600 miliardi, è qualcosa di spaventoso. Bene, però giustamente dice il professore, siamo lì. E cosa facciamo domani? Non è che possiamo pensare
a tassare ancora di più, cioè il sistema è ingessato perché è asfisiato dal sistema della burocrazia. Io ritengo che un shock burocratico sarebbe una leva importantissima in economia. Se posso fare una domanda, giustamente, perché diciamo che la discussione fino adesso è sempre stata di aumentare un pochettino, un cicilin, diciamo, il debito, ma perché appunto lo shock burocratico non c'è stato? Perché il contenimento, l'abbattimento di questi costi che sono sempre stati proclamati da tutti non avviene? Sicuramente so che la Lega è sensibile a questo, ma perché non ci si riesce proprio a diminuire questa maledetta spesa pubblica? Secondo noi le università hanno tagliato tutto, quindi non è certo l'università il problema. Però lo shock, secondo me, burocratico, la Lega ce l'ha nel DNA, ovvero il fatto dello Stato federale è lo shock burocratico, no? Quello che abbiamo sempre percorso a tanti anni e che stiamo chiedendo con l'autonomia in Veneto, ovvero dare la possibilità a chi ne ha le forze e le capacità di poter correre e non essere ingabbiato da un sistema centrale che cerca, in Veneto si dice un alto e un basso fa un mulino, no? Si cerca di far così. Però questo è il problema, quando per fare un'impresa ci vogliono mesi per le pratiche, quando viene fuori un controllo e invece di darti una diffida per dire guarda, ho capito che non hai fatto con cattiveria quella cosa, ti do 15 giorni per metterti in regola, e invece ti affossa con un'ammenda che ci paghi i dipendenti per un mese. Quando devi andare a chiedere un'autorizzazione, io penso in molti campi adesso c'è la preassoggettabilità via e tutte quelle pratiche che Roma si è inventata, per cui una preassoggettabilità via, che non è un'autorizzazione, ci vogliono, se ci va bene, 6 mesi di attesa, e poi cioè, sono queste le cose che certo, è per questo che poi le aziende se ne vanno e anche magari anche i nostri cervelli. Ci vogliono 67 autorizzazioni da parte di 27 enti differenti. Per sdoganare le cose, per esempio, c'è uno sportello unico doganale, ci sono tante riforme che sono state fatte grazie all'informatizzazione, però giustamente perché, visto che si è parlato di Stato federale, non si arriva a eliminare le famose province, tutti questi enti pubblici, milioni di enti pubblici inutili che continuano a costare una follia. Bisogna dirlo, però sa cosa sì, ma io sono d'accordo, però sa qual è stata la produzione della cancellazione, cioè l'invettiva cancelliamo le province? Che hanno creato un sistema peggiore di prima, più costoso di prima, e che produce danni invece che benefici, perché non è cancellabile, perché è in Costituzione. Si sono inventati, hanno promesso la cancellazione, poi si sono accorti che non potevano farla, hanno lasciato un ente di secondo livello che non governa più nulla, gli hanno portato via le risorse che non sono sparite dal sistema fiscale, sono rimandate allo Stato centrale, e hanno lasciato le province con il governo del territorio, che è la stragrande maggioranza ad esempio delle strade, che non ha nemmeno i soldi per asfaltarle, e magari qualche lavoro lo faceva prima. E per di più si votano tra di loro, perché adesso hanno anche tolto il diritto di voto da parte dei elettori. Quindi io sono d'accordo su certe cose, però bisogna scegliere anche il percorso. Non è che posso adesso dire a questo governo che non hanno fatto, appena iniziato, e vedremo. Io non lesino critiche neanche al mio governo se ovviamente non fa il percorso corretto. Certo che mi fido di più, per quello che riguarda il territorio che viviamo, che è il Veneto, ha la possibilità di ottenere l'autonomia e capacità di decisione su delle materie che ovviamente il 92% dei veneti ha detto che lo vorrebbe. Penso che sia stato un plebiscito più unico che raro. Mi sembra però che il potere decisionista di Salvini non si è sentito in questo senso. Cioè, e Salvini non è che le manda a dire sull'indipendenza del Veneto, sull'autonomia. No, il testo è già pronto. E Salvini, sì, ho capito, ma mi pare che poi la burocrazia ci giochi sopra e nessuno si impegna effettivamente a fare il passo. No, guardi, il testo è pronto, ce l'ha in mano anche Conte, cioè il capo del governo, sì, bisogna dire, c'è qualche ministero a guida pentastellata che insomma ha dei distinguo, però sa, ne abbiamo parlato in una trasmissione tempo fa. Quando c'è stato un referendum come quello in Veneto, che ha decretato un risultato come quello, dove i 5 Stelle qui
hanno anche loro appoggiato e promesso l'autonomia, si scherza con il fuoco poi, cioè bisogna avvertirli, cioè si scherza con il fuoco. Non è un caso forse che il Presidente Zaia, insomma, dagli ultimi sondaggi ha un gradimento così elevato e quant'altro, forse proprio perché magari anche molti che votavano 5 Stelle prima si fidano più di Zaia che di 5 Stelle e del risultato che può portare a casa. Però io dico sempre, la grande scelta di far votare i veneti è sicuramente un punto fermo su cui tutti a Roma si dovranno scontrare. Io sono convinto che l'autonomia, e non passerà molto, verrà firmata. Pontelli, invece, tornando al discorso di prima, cos'è che possiamo tagliare qua in Italia? Per tagliare bisogna conoscere. E noi non abbiamo la conoscenza. Le province, no? Vabbè, le province, noi abbiamo fatto una riforma delle province e alla fine abbiamo solo tolto il diritto di voto agli elettori per scegliere i propri rappresentanti. In quali altri settori si può risparmiare? Si può risparmiare su tutto, basterebbe adottare, come aveva stato proposto, questo va riconosciuto a Zaia, una tabella di costi comuni, e se viene adottato in tutta Italia, costi standard, arrivederci, grazie. Però è il solito discorso. Noi ci dimentichiamo che il vero potere politico, il vero potere in Italia è giustamente la gestione del credito innanzitutto, e dopo la gestione del credito, quindi le banche, è la gestione della spesa. Perché io non voglio rinunciare, se io rinuncio a spendere, facciamo una cifra, i 500 miliardi, dico no, ne spendo 400, vuol dire che io mi riduco il mio potere, io classe politica, e questo la classe politica non lo vuole fare, perché l'unico esercizio del potere politico in Italia avviene attraverso la spesa pubblica, come l'esercizio del credito delle banche viene attraverso la gestione del credito. Io lo spero, l'autonomia, la maggiore autonomia e indipendenza sicuramente va nella direzione corretta, però dobbiamo ricordarci che ci sono 20 o quante regioni e ministeri statali che capiscono, noi siamo cresciuti con la spesa pubblica. Ma perché la spesa pubblica è gestione del potere? Perché a te che hai una piccola azienda in provincia di Bergamo, che magari fai, come succede sul lago di Iseo, mi fai la navetta, ti do l'esenzione del gasolio, perché ci sono anche quelle cose là. Noi abbiamo società che sul lago di Iseo non pagano il gasolio, altre che no. Ci sono 12 miliardi di esenzioni fiscali o di incentivi alle imprese, che tutto sommato siamo nel mondo globale, dai un minor carico fiscale a tutti e togli tanto per cominciare, ma ce ne sono dappertutto. È che per conoscere, bisogna anche conoscerla. Cottarelli, che può piacere o meno, anche lui si è messo le mani nei capelli, cioè è un rivolo, che è solo 40 anni. Io cito sempre quell'esempio là. 1978, Ronchey, editorialista del Corriere della Sera, domanda a Ugo Lamalfa: che futuro ha l'Italia? Risposta: un paese che ricorre a pagare gli stipendi e pensioni con il debito non ha futuro. Lo definirono Cassandra. Noi siamo arrivati alla fine di quel percorso, adesso si deve scegliere quale direzione prendere per cercare di invertirlo, che è giusto. Secondo me o riduci la spesa pubblica, oppure prendi una parte del debito che ogni regione si deve si deve caricare, e comincia a gestirlo autonomamente, e sono convinto che in questo il Veneto, non dico in 5 anni, ma in 15 anni potrebbe. Però rimangono le altre 20 regioni, come facciamo? Cioè, rompiamo l'Italia? Per cui non esiste una soluzione tout court, è talmente complessa ed articolata la spesa pubblica, è talmente complesso, soprattutto i vari poteri che noi avevamo 6.000 gruppi di acquisto di cancelleria in Italia, c'erano, se prima di Monti, 6.000 gruppi di acquisto. Ma di cosa stiamo parlando? Solo l'applicazione dei costi standard in sanità producono dai 20 ai 25 miliardi di risparmio. No? La legge sul federalismo fiscale è stata fatta molti anni fa, aveva in legge la progressione di adattamento da spesa storica a costo standard per il 5% ogni anno, per adeguarsi pian piano. È andata avanti un po' di anni, siamo arrivati al 75%, che è ancora spesa storica, il 25% è costo standard, e da lì si è inchiodata e si è bloccata. Sono d'accordo. Però per chi come me insomma ha iniziato da ragazzo 27 anni fa e ha sempre creduto nella battaglia federalista, cioè ha sempre visto nel sistema federalista di questo paese l'unica possibilità, perché i problemi di oggi, guarda, sono gli stessi mali di allora, di quando ho iniziato, non è cambiato niente, cioè
che l'unica battaglia è la parte federalista, arrivare come negli Stati Uniti, poi no, che se la California spende, fa debito e fa default, sono cavoli della California, certo. Perché poi in America è così. Io ritengo si debba arrivare a quel contesto lì, cioè poi è una rivoluzione storica. È una rivoluzione storica, però se ci sono 5, 6, 7, 8 regioni che corrono e che hanno la possibilità di correre ancora di più e trainare anche le altre, cioè lo devi lasciar fare, perché poi il problema se no è che il debito corre sempre di più e aumenta sempre di più. Invece qui c'è sempre stata la logica per cui per il controllo del potere centrale non devono correre di più chi è in grado di correre di più, perché altrimenti l'attrazione li perdiamo. Io la penso diversamente, io credo che non ci sia altra soluzione se non quella, molto probabilmente ci arriveremo anche molto presto a questa decisione, perché non c'è altra possibilità, non è che abbiamo altra scelta, non è che domani mattina possiamo andare, non troverà mai nessun governo che va dal popolo e gli dice guardate da domani mattina il debito cala del 20% perché abbiamo deciso che vi congeliamo i depositi bancari. Da come corrono i numeri dà l'impressione di cercare di riempire. No, tenete presente che se adottano una sanzione, quella più negativa, loro possono imporre, come loro potrebbero imporre di calare del 1/20 tutto il debito eccessivo oltre il 60%, si parla di manovre da 64 miliardi all'anno. Cioè, noi stiamo ragionando dei 10, dei 7-8 miliardi a fondo. Ma potrebbe essere lo scenario potrebbe essere molto però peggiore. è anche vero che chiaro che non si arriverà mai nell'Europa, ma certo non si arriverà mai a quel livello là, però a livello di trattativa politica i due contrappesi, cioè, loro possono mettere questo sul piatto da bilancia, noi dovremmo mettere qualcos'altro. 60 milioni di italiani consumano tedesco, consumano francese, sarebbe anche un... Sì, siamo comunque contributori netti al bilancio dell'Unione Europea, cosa che altri paesi non sono, perché poi anche quello è un discorso giusto che fa il governo, perché noi siamo contributori, cioè paghiamo all'Europa più di quello che riprendiamo in fondi e in finanziamenti, e quello sicuramente è un'arma, diciamo, negoziale. Però scusatemi, non sono ancora convinto che si sia ancora fatto abbastanza per la riduzione della spesa pubblica, e non capisco per esempio perché Cottarelli, che sicuramente è un esperto di questa questione, non stia lavorando su questo problema, perché se c'è uno che ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale, conosce perfettamente anche dal punto di vista internazionale cosa serve tagliare in Italia senza magari fare dei tagli troppo radicali, e lui però l'hanno bloccato e non è... intanto va da Fazio a 6.500 euro sì, puntata. Però diciamo, mi sembrava che non incassa lui, ma va bene, benefici per il fondo per i ricercatori. E per le banche non si è fatta la famosa separazione, parlavamo di spread, tra le banche che speculano e le banche che prestano, perché quelle che dice lui giustamente sono le banche che prestano alle imprese, mentre adesso in questo bailamme siamo ancora, non gli conviene, perché appunto fanno speculazione, usano lo spread come sappiamo contro il paese, quindi insomma c'è una riforma bancaria da fare. Ricordiamoci una cosa, che nei distretti industriali, che sono il fiore all'occhiello italiano, occhielleria, agroalimentare, le banche, mediamente è stata fatta una ricerca recentemente, allora le banche a fronte di un maggior deposito del 34%, facciamo l'esempio di Belluno, occhielleria, maggior depositi del 34%, hanno erogato 42% nella zona di Longarone di investimenti e di finanziamenti all'azienda. Sempre nella Gordino, quindi del Cadorino, la Cagliaria, meno 22%. Nel distretto del prosciutto di Parma, sempre di fronte a un maggior aumento di depositi, hanno erogato il 18% di finanziamenti alle imprese. Quindi il problema delle banche è che stanno disattendendo la loro funzione istituzionale. Faccio l'ultimo esempio, la Testoni, che è una delle icone delle calzature italiane maschili nel mondo, è stata venuta questa mattina. L'Incotex qua è stata andata in mano ad un fondo cinese, come la Testoni in fondo cinese. Noi questo lo accettiamo come se fosse una politica normale, in fondo siamo piccolini, arrivano i cinesi, io vi posso portare casi in cui i cinesi hanno gestito totale e poi hanno chiuso tutto. Se noi non diamo quel supporto economico-finanziario alle imprese che devono internazionalizzarsi, e questo lo possono fare solo le banche, ma le banche stanno disattendendo le loro funzioni istituzionali, per cui dobbiamo cominciare
tornando a livello internazionale che Cottarelli conosce bene, bisogna tornare indietro, rimediare gli orifatti, si dividono le banche commerciali dalle banche d'affari. Perché tutto nasce nel 98, in quello che io ancora non riesco a capire come lo vedono un'icona del centro-sinistra. Tutto nasce da quel deficiente di Clinton che sulla spinta del suo segretario di Stato tolse la divisione tra banche d'affari, e come dare i depositi del sangue dell'Avis ad acqua, ti li gestisci tu e arrivederci. Dopo 10 anni è successa la crisi finanziaria del 2008. Certo. Per quello vuol dire che è tutto molto complesso. E forse non lo sapeva neanche Clinton, chi non lo sa ancora adesso probabilmente. Non l'ho ancora capito adesso. È uno dei motivi per quali ha vinto perfettamente quello che stava facendo, come tutti i precedenti, certo. Come Reagan, che ha cominciato la deregulation e poi è andato a finire con Clinton. Esatto. Quindi sia repubblicani che democratici non fanno nessuna distinzione. Non fanno distinzione. La mediocrità regna sovrana. Ermanno, abbiamo sentito parlare di cinesi di nuovo, Sì. I cinesi stanno invadendo l'Europa, ma stanno invadendo anche l'Italia, quindi prossimamente parleremo della Cina, che voglio comprare i porti più importanti dell'Adriatico, Venezia e Trieste, e la disponibilità dei responsabili a cedere questa fetta importante e non riuscire a gestire invece un punto di riferimento come è un porto e eventualmente trarne utile per l'Italia e non per la Cina. Ricordiamo anche a casa ai telespettatori che la Cina ha preso in gestione per 35 anni il porto del Pireo per 4 miliardi e 300 milioni di euro. La politica europea ha prodotto questo. Esattamente. No. Quello è funzionale. Perché è uscito sui giornali, forse si sono sbagliati i cinesi difficilmente si sbagliano perché sono molto meditativi, siamo noi qualche volta invece che improvvisiamo. Il porto di Pireo serve a sdoganare, poi quando la merce è arrivata sul Pireo possono fare quello che vogliono. Una volta che hanno sdoganato il Pireo, allora trasportano i container dentro l'Europa e non pagano più tasse. E da qui l'interesse per Venezia e Trieste. Su questo la cosa importante di una delle deleghe delle 23 materie è anche la gestione bancaria, cioè la possibilità che la regione abbia materia finanziaria e bancaria, perché noi abbiamo una società che si chiama Veneto Sviluppo, che è una finanziaria che non può agire ovviamente come una banca, e che io ritengo che una regione come il Veneto, con un'economia come il Veneto, dovrebbe e potrebbe, nel momento in cui ha una delega del genere, portare ad essere un aggregatore finanziario, economico e finanziario di investimento sul territorio, e fare anche da fondo sovrano in qualche modo, se vogliamo assomigliarla così, per l'acquisizione o per il mantenimento strategico di aziende che si ritengono tali nel momento in cui sono a rischio cessione straniera. I porti, gli aeroporti sono le basi logistiche per la distribuzione del mercato. Pensate che noi un errore del genere l'abbiamo già fatto 20 anni fa, 30 anni fa, quando abbiamo concesso il proliferarsi dei centri commerciali pensando che fosse il nuovo sistema di commercio che avanzava, e invece non ci siamo accorti, ma si sapeva, non ci siamo accorti che se il centro commerciale lo costruiva un francese, dentro vendeva prodotti francesi, se lo costruiva un tedesco vendeva prodotti tedeschi, ma il denaro e gli incassi vanno a finire in Francia o vanno a finire in altri paesi. È stata una colpa soprattutto attribuibile alla classe imprenditoriale, perché d'accordo che i comuni hanno giustamente giocato sugli oneri urbanistici, però la classe imprenditoriale italiana si è completamente infischiata dalla distribuzione, non capendo invece che era fondamentale nella filiera del prodotto, dalla sua direzione fino al consumatore finale, avere una distribuzione italiana, e questa è una responsabilità che va interamente alla classe imprenditoriale italiana, perché hanno venduto alla Rinascente, hanno venduto tutti quanti le partecipazioni, e ha tolto Caprotti, che è il mito di tutti i grandi distributori, che purtroppo è morto, che adesso fatalità lo mettono in borsa. Purtroppo gli stranieri hanno trovato terreno fertile, perché i nostri se ne sono assolutamente infischiati. Quindi le responsabilità non sono solo della politica, sono anche comunque della classe imprenditoriale, che ha completamente... La politica dovrebbe dare sempre un indirizzo, un messaggio chiaro. Insomma, bisogna essere in grado però di darlo. L'impressione di questa politica
ma io infatti al di dico, la fuori delle lettere politica di Babbo del Natale non è in grado dopoguerra di dire altro. ha creato grandi aziende, ha dato un grande sviluppo economico, ha creato grandi complessi industriali che sono, insomma, sono stati precursori nell'economia mondiale. Poi secondo me ci si è un po' seduti, come quando succede nelle famiglie famose, no? Che i figli non riescono a mantenere quello che hanno fatto i padri, ci si è un po' seduti pensando che si potesse vivere di rendita e farli splendidi. Questo è stato il grande errore. Però scusatemi, c'è un fattore. C'è ancora una classe imprenditoriale che è fatta di piccoli e medi imprenditori che hanno sofferto, continuano a soffrire e tengono duro, che sono l'85% del sistema industriale di questo paese e tengono il 90% dell'occupazione di questo paese, che non hanno nessun aiuto, anzi, che li hanno anche sfruttati, che quando è stato il momento della crisi non hanno fatto diversificazione o speculato in borsa, hanno tirato le cinghie dei pantaloni, si sono presi i risparmi e li hanno messi dentro le aziende per tenere in piedi, no? Per tenere in piedi, e io ritengo che un governo, e ovviamente mi auguro che questo sia quello giusto, debba guardare alla politica economica di questo sistema e non della solita Confindustria che ha fatto altri. Questo lo diamo già per scontato, spero. Dobbiamo fermarci qua. Allora, grazie innanzitutto a Francesco Pontelli, grazie al professor Marrella, grazie a Fabrizio Borona per essere stati con noi, grazie Ermanno, ringraziamo anche Marco e Claudio che sono in regia, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Ci ritroviamo venerdì prossimo, come sempre qualche minuto dopo le 21, TV7 Match, noi vi aspettiamo. Arrivederci, buonanotte.